noi abbiamo scritto al Ministro in quanto se si ferma il trasporto si ferma tutta l'Italia. Settore dell'autotrasporto in ginocchio, anche nella Marca. A livello nazionale il presidente dell'Unione Associazioni dell'Autotrasporto, Amedeo Genedani, ha scritto una lettera al ministro Paola De Micheli chiedendo misure urgenti a favore della categoria, ormai allo stremo, pena lo stop con conseguenze devastanti sul fronte dei rifornimenti e non solo. Il trasporto va sostenuto dal trasporto persone che vive una situazione drammatica visto che non ci sono più scuolabus, non ci sono più gite turistiche, eccetera. E il trasporto merci è la stessa identica cosa, è una spesa continua lineare al 100% con ricavi sotto il 20%. Da qui la necessità di dotare le imprese di un flusso idoneo di risorse e facilitarne il lavoro con deroghe e corridoi preferenziali. Se non c'è un intervento strutturale del governo che pompa liquidità, ma non vorrei dire liquidità, vorrei dire proprio sovvenzioni, rischiamo di avere i partner europei forti al momento della ripartenza e noi molto deboli. Si rischia che una gran parte delle aziende non avrà la forza di ripartire o peggio sarà fallita entro un paio di mesi.